Euroregione.news. Sostenabilità, commercio nel Medio Friuli. A guidare il territorio nella gestione e coordinamento del progetto di rilancio delle imprese locali sarà la nuova manager del distretto, dottoressa Valentina Fietta, selezionata fra i 6 candidati del bando di concorso pubblico all'inizio di marzo 2024, alla quale abbiamo chiesto in cosa consiste questo progetto. Sono diventata manager del distretto Terre di Acque recentemente, quindi a marzo 2024. Allora, questo progetto ha 2 direttrici principali. La prima riguarda interventi di infrastrutturazione urbana rivolti alle pubbliche amministrazioni, che andranno ad implementare attività rivolte alla rigenerazione urbana, alla mobilità sostenibile e alla riqualificazione di aree dedicate a sagre, fiere e mercati. La seconda linea di lavoro sarà invece animazione e marketing urbano, e poi andremo ad implementare anche un bando per le imprese, quindi per i commercianti di questa area di 7 comuni. Il mio sogno è che il progetto non finisca e non si esaurisca all'interno delle possibilità della legge 3/2021, ma che diventi in qualche modo il volano per costruire delle progettazioni legate alla parte comunitaria, ai fondi per il turismo e a un sacco di altre possibilità anche che dà il PNRR per i comuni e per i privati. Da Codroipo per Euroregione News, Marco Mascioli. Euroregione.news.